Ciao, benvenuto. Oggi sono in Slovenia, vicino a Caporetto, non lontano, e siamo venuti qua per salire sul Monte Nero, che è quello dietro alle mie spalle. La giornata è davvero fantastica, siamo a metà ottobre, ma fa caldo, c'è inversione termica, difatti sotto in valle abbiamo trovato nebbia, però come siamo saliti il cielo si è aperto e adesso è davvero stupendo, sarà una bellissima giornata. Siamo partiti dalle malghe di Caperen, nel paese, non so, penso si pronunci Kern, credo, e siamo partiti dalle malghe, circa 1000 metri, dobbiamo raggiungere i 2200 della cima del Monte Nero. Adesso partiamo e dopo ci risentiamo per qualche curiosità sul territorio. A dopo. Allora, è circa un'oretta che camminiamo, fa caldo, fa veramente caldo, si fa fatica ad andare su. Ti dicevo, Monte Nero in Slovenia, noi lo chiamiamo Monte Nero, o in friulano viene anche chiamato lavador perché assomiglia a un lavatoio, però in realtà in sloveno si chiama KRN e la traduzione esatta sarebbe stata Monte Tozzo. In realtà c'è stata un'incomprensione ed è stato tradotto nero perché nero in sloveno si scrive CNR, per cui il cambio tra C e K, uno vuol dire nero, uno tozzo, in italiano è stato tradotto male per cui è Montenero. Adesso riprendo, abbiamo ancora un 800 metri da fare, quindi è meglio che mi muova. Ci sentiamo su. Allora, non manca molto per la cima, ci siamo quasi, abbiamo cambiato l'ambiente da prato, principalmente prato alpino, siamo passati a rocce e si iniziano a vedere le prime opere militari. Questa è stata zona di guerra, nel 15 gli italiani hanno conquistato il Monte Nero e poi nel 18 questa zona è stata teatro della più famosa disfatta militare, che è la disfatta di Caporetto, che è stata combattuta qui su questi monti e qui di fronte sul Kolovrat. E appunto si inizia a vedere qualche baracca, qualche resto di baracca, ho trovato qualche bossolo, e quindi sì, siamo quasi in cima. Allora, siamo arrivati in cima, però ci siamo spostati perché gli sloveni sono estremamente rumorosi e sono in tantissimi, ci saranno 20 persone sulla cima e fanno un casino assurdo, allora ci siamo spostati un po' più in giù e c'è tipo un'anticima. Per arrivare in cima ci abbiamo messo 2 ore e 20, è un sentiero a tratti faticoso, a tratti un po' meno, abbiamo anche ripercorso un pezzo di una vecchia mulattiera. La vista è davvero particolare, 360 gradi, che va dal mare fino alle montagne austriache. Purtroppo verso sud c'è un po' di foschia, adesso il mare non si vede più, prima si vedeva il golfo, adesso ci deve essere molta nebbia, si è alzata e quindi non si vede più, mentre verso nord è super limpido e anche verso ovest si vede l'Antelau, il Pelmo, ma adesso ti faccio un po' vedere. Allora, questa è la visuale verso sud, laggiù in fondo c'è purtroppo un po' di nebbia
e là c'è il golfo di Trieste e il mare, si vede la ciminiera di Monfalcone, quindi della Fincantieri, però oltre ci deve essere molta nebbia e il mare non si vede. Questo è il Kolovrat, poi c'è il Mataiur sotto la valle dell'Isonzo, sullo sfondo quello lì è l'Antelao, poi c'è il Pelmo, Civetta e altri monti dolomitici. Dopo c'è tutto il gruppo del Canin, lo Joch di Montasio, e dopo laggiù sono dei ghiacciai austriaci. Si intravede anche il Grossglockner, che è un po' dietro qui il gruppo del Canin, e dopo il Mangart, lo Jalovec, e dopo altri sinceramente non li conosco. Questo invece lo conosco bene, è il Triglav, monumento nazionale sloveno. Bene, allora quella dietro là piena di gente è la vera cima ed è ancora più affollata perché è arrivata altra gente. Adesso torniamo giù, c'è un rifugio gestito qua sotto, andiamo giù, magari vediamo se ci fermiamo un attimo lì e poi pian piano ritorniamo giù alla macchina. Avremo almeno un paio di ore di cammino. Eravamo lassù in cima, abbiamo fatto una discesa bella lunga, bella spaccagambe. Adesso arriviamo giù, la malga dovrebbe essere aperta, ci fermiamo, ci meritiamo almeno una birretta, almeno una. Questo video si conclude qua, io spero ti sia piaciuto, lasciami un mi piace, lasciami un commento e noi ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao!